Anche ad Aragona le giornate del FAI con l'apertura delle Fonte Episcopes, una villa donata dal barone Ignazio Genuardi a figlio Gerlando, 1 o 2 giorni che ha registrato un'alta affluenza di persone, un buon viatico per il dopo Covid-19, la ripresa del turismo, uno degli obiettivi che il FAI Italia si è proposta con queste iniziative. Siamo con Maurizio Tedesco, custode di Casa Genuardi Fontes Episcopi. Maurizio, Fontes Episcopi apre le porte al Fondo Ambiente Italiano. Oggi ho il piacere di aprire le porte di Fontes Episcopi. Il Fontes Episcopi è una casa di insediamento rurale di proprietà del barone Genuardi. È stata la casa adottiva del figlio Gerlando, che era un mistico, un uomo che non amava la mondanità, ma ha vissuto per un lungo periodo a meditare in questa zona. Poi è stato eletto primo vescovo di Acireale, per cui continuò la sua opera meritoria e ricordato l'uomo dell'amore per 25 anni ad Acireale, dove fondò tutti gli istituti religiosi, come il Pennisi eccetera, anche la cattedrale di Acireale. Fontes è una casa che per me rappresenta un salotto del territorio. Per me è stato un percorso molto bello nel ricercare tutti gli indizi storici di questa bellissima casa nel territorio aragonese. È un percorso perché abbiamo nato dall'amore di un posto che era stato trascurato dalla storia affascinante. Il consuntivo è sicuramente positivo. Devo dire che si sono composte bene le due scelte, le due ville Genuardi, una con uno sguardo prevalentemente storico e poi invece siamo oggi a Fontes Episcopi, e quindi questo rapporto tra natura e salute, e quindi chi ha avuto la possibilità anche di venire per 2 giorni sono certo che si sarà trovato bene. Noi siamo convinti che paesaggio, ambiente e natura siano collegati, e per questo ringrazio tutti coloro che sono venuti, ma anche il FAI che ha deciso di fare questo investimento sulle giornate FAI all'aperto. È vero, un periodo difficile abbiamo trascorso, però io parlerei adesso di nuovo inizio. Vedo le persone più pronte ad affrontare i temi, per esempio, della crisi climatica o dell'ambiente, e quindi il FAI, che è sempre operato, salva il suolo, salva l'acqua, salva l'aria, sicuramente trova nuovi stimoli e nuova linfa. Per quanto riguarda Agrigento, molti sono stati i visitatori, tutti più interessati, ma la novità sicuramente è stata la presenza di tanti giovani. Credo che i giovani volontari siano tra i 25 e 30, quindi sono molto soddisfatto perché vorremmo lasciare ai giovani il testimone. Si tratta della loro sopravvivenza, si tratta del loro futuro. E poi la campagna I luoghi del cuore. La campagna I luoghi del cuore devo dire che sta andando molto bene ad Agrigento, o come ovviamente in Sicilia. Al 7° posto stamattina, con oltre 4.000 voti, ho trovato ancora la Scala dei Turchi, il luogo in cui noi abbiamo investito. Abbiamo realizzato la demolizione appunto di 2 immobili e il Belvedere, ma poi stanno andando benissimo gli altri siti come la Lucchesiana, il Teatro Andromeda, la Casa Sciascia e la festa delle tradizioni popolari indicatoci dalla provincia. Ma devo dire sono tanti i siti e vi invitiamo a continuare a votare, perché oggi ci fermiamo, noi riprendiamo con le giornate FAI d'autunno, ma la campagna Luoghi del Cuore durerà fino al 15 dicembre. Siamo con l'assessore Maria Calzabicata. Assessore, l'amministrazione comunale di Aragona insieme al FAI per la promozione del territorio, per la promozione di Aragona. Sì. Oggi appunto Aragona apre le porte a questo nuovo percorso, al percorso FAI, che è appunto un fondo per la protezione ambientale. Ringraziamo tutti coloro che hanno realizzato questo evento, e soprattutto ringraziamo i padroni di casa che hanno aperto le porte facendo riscoprire questi valori. Appunto per questo vogliamo iniziare questa collaborazione, perché Aragona è ricca di tesori nascosti che hanno bisogno di
essere valorizzati, e appunto per questo cerchiamo di far conoscere la cultura attraverso questi luoghi che sono soprattutto ricchi di storia e sono il nostro patrimonio, quindi ben vengano le giornate FAI a disposizione di tutta la collettività.